maggio, il raduno dei venturieri la prima i giorni del mese di giugno, anche questo è un raduno di varie classiche d'epoca, degno di solito che è diventato tradizione locale che si ripresenta, il palio della Marcigliana, che è previsto nelle giornate dal 17 al 19 di giugno, quindi doveva essere il terzo weekend di giugno. Teatro di spiaggia, che in linea indicativa si articola nei mesi di luglio e agosto. La Sagra del Pesce, che quest'anno arriva alla 79esima edizione. La sagra che abbiamo chiamato Tra Terra e Mare, che è la parallela in sottomarina della Sagra del Pesce, che in virtù del regolamento approvato l'anno scorso, quest'anno vedrà la prima edizione. Quindi abbiamo due fasce, 8 e 17 luglio per il pesce a pioggia e 12-21 agosto per la manifestazione in sottomarina. La Sagra di Sant'Anna, che come tradizione si inserisce. I primi 3 giorni di agosto, diario di viaggi organizzato e proposto dal personaggio locale Pippo Zaccaria, Tiziano Martesani, che raccoglie dei contributi a fondo di beneficenza per il Kenya. Il 21 agosto il riso fa buon sangue, è una tappa finale del tour estivo del cabaret Personaggi Emergenti. Il gusto dei sapori, che si svolgerà verso fine agosto nel giardino della Reina Ruse di Sottomarina, dove vengono proposte e valorizzate delle specialità gastronomiche usando prodotti ittici e orticoli locali, e il consueto raduno di auto storiche che si farà nel terzo ponte di settembre. La vicenda mi pare particolarmente interessante perché quest'anno sarà presente anche finalmente nel nostro territorio l'OCD, che è stata istituita, che aprirà forse già con il primo weekend di maggio, se non nel prossimo del 25 aprile, nella sede di Sottomarina Viale Mediterranea. Gli uffici avranno sede sia all'OCD con lo spazio IAT che l'ufficio bandiera blu e verde e l'ufficio Proloco, quindi avremo la possibilità di offrire agli ospiti più servizi in un ambito che è stato anche storicamente la sede più conosciuta dello spazio di informazione. Un soggetto che credo sarà anche presente in modo molto significativo nelle manifestazioni che si andranno a proporre lungo la stagione. Ovviamente si aggregherà in corso d'opera, in corso di realizzazione delle manifestazioni, che abbiamo detto. Tutto deve essere intrecciato con un'altra importantissima serie di eventi che la mia collega adesso continua a raccontarci. Sì, ecco, voi avete naturalmente tutto lo schema, io sottolineo alcune cose e alcune in collaborazione con il Servizio Cultura, altre in collaborazione con Proloco. Ecco, sono mantenuti gli appuntamenti tradizionali gestiti da l'Associazione Lirico Musicale Clodiense, ovvero il Festival di Musica in Laguna d'Arte per l'estate, e l'appuntamento molto importante il Summer Jazz Workshop, che porta a Chioggia decine di studenti, per lo più con le loro famiglie, perché si tratta anche di giovanissimi allievi di musica jazz. Ci
cioè sia il forum pionistico sia il Summer Jazz Workshop, quindi ci sono maestri che arrivano soprattutto dalle Americhe, ma anche da varie parti d'Europa, e allievi di varie età che arrivano. L'anno scorso per esempio c'erano tantissimi giovani studenti del Kazakistan che arrivano in città con le loro famiglie, quindi è una manifestazione culturale, musicale, ma che porta un sacco di gente in città. Anche confermata l'edizione delle Verufincale, che quest'anno è particolarmente significativa perché è il 20° anno delle Verufincale. Sapete che c'è stata una pausa a un certo punto, quindi poi è stata ripresa la manifestazione, e quindi fa il secondo ciclo di 10 anni, ecco, quindi in totale sono 20. Ed è dall'1 al 5 agosto come sempre, quindi poi naturalmente questo è un programma anche di massima, le date poi saranno aggiustate per evitare come al solito sovrapposizioni e altre cose. Poi sempre a cura di Arte Venti saranno sempre i piccoli inchiostri che funzionano molto per i bimbi e il chiostro del museo. La stagione si aprirà con uno spettacolo al museo che è finanziato dalla collaborazione parzialmente dalla collaborazione con Bancadria, che sostiene i progetti lungo 3 province, perché Venezia, Padova e Rovigo, un territorio così misto, e quest'anno si è scelto di invitare un artista accompagnato da una band di artisti. L'artista è Vasco Miranda, la compagnia la Bottega Baltasar, sono sia l'attore sia la band molto molto noti, sia nel teatro sia nel cinema, che apriranno di fatto la stagione con lo spettacolo del 24 di giugno, che si chiama Ballate per il Nord-Est, ed è per noi, ciao, grazie Patrizia, è per noi un gradito ritorno, perché insomma il teatro d'autore da un po' di tempo insomma latitava da queste parti, siamo riusciti in questo tempo a mettere insieme qualche episodio interessante. Poi confermate anche la Favola sul Ponte per i bimbi, sempre quella di Artevenne, e anche degli spettacoli che saranno da definire, perché potrebbero essere degli spettacoli in spiaggia, al tramonto sulla laguna. Si stanno mettendo a punto un format che valuteremo, sempre quella di Artevenne. Poi da considerare come appuntamenti consueti ma molto recenti, il cinema è confermato il mese di cinema Sottomarina nell'arena, che è stata sperimentata lo scorso anno e che ha funzionato molto bene alla scuola Pascoli, grazie anche alla disponibilità della scuola, del consiglio dell'istituto, insomma, e degli organizzatori che insomma sono stati molto apprezzati lo scorso anno. E quindi ci sarà un mese, circa da metà luglio a metà agosto, di cinema, con un calendario un po' diverso dallo scorso anno, che per esempio esclude il weekend, che non hanno visto che funzionava poco, quindi l'effetto sarà di una programmazione anche più prolungata e comunque più calibrata rispetto alle esigenze che sono state testate lo scorso anno. L'arena sarà anche più abbellita, ci sarà una cura maggiore anche proprio per l'estetica, per l'accoglienza del luogo. Confermato nelle disponibilità dei protagonisti anche il Festival a Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, l'impegno di Giornate degli Autori, che è sezione di cinema indipendente Biennale Cinema, per la 73esima quest'anno edizione del Biennale Cinema, è confermato nella disponibilità dei film e alcune professionalità. Disponibile anche il direttore artistico Andrea Segre, che ha già confermato la sua disponibilità artistica. Naturalmente anche tutto da gestire, tutto il programma degli eventi collaterali, che non lo nascondiamo potrà essere tanto più nutrito quanto più potrà essere sostenuto anche dalla città, dal pubblico ma anche dal privato. Il festival ha funzionato, ha portato per la prima volta il logo di Chioggia nella pubblicità di Biennale Cinema, pensiamo che sia stata una cosa gradita, l'impegno c'è, speriamo di poter nutrire il programma anche con eventi collaterali e laboratori consistenti. Le risorse artistiche e umane ci sono, speriamo di
poter completare in maniera consistente tutto il programma. Ecco, poi rivediamo la collaborazione con Proloco per questa e altre manifestazioni, come per esempio Effetto Notte, che è ormai collaudatissima, è un grandissimo successo soprattutto per i turisti, ma anche, e non lo nasconderei, per i locali che possono scoprire alcune particolarità della città che magari conoscono meno di quanto si creda. E anche alcune manifestazioni e piccoli eventi che occupano l'estate, ma anche poi la prima parte della nuova stagione e che sono programmati già ora. Per esempio c'è Libri, la rassegna di autori al museo o in altri luoghi della città, le animazioni per i bimbi, gli animalettori che hanno intrattenuto anche molte serate estive lo scorso anno. E poi insomma, andando verso l'autunno, gli spettacoli del mistero, sempre a cura di Proloco, e il premio letterario Città di Chioggia, che lo scorso anno ha vissuto un'edizione particolarmente prestigiosa grazie all'intervento di Francesco Maio. Ecco, poi le manifestazioni sono molte dettagliate, ma lo vedete sicuramente I fuochi a Ferragosto ci sono? Come? I fuochi a Ferragosto? Dei fuochi a Ferragosto appunto non sono qui indicati, però sì, ci saranno. Ah, ci sono, mi è sfuggita, non lo vedevo. All'interno della sala Chioggia proprio a Rimane. Ah, ecco perché mi hanno sì, ecco. Scusate, sì, ci sono perché sono pensati proprio dentro la saga di Sottomarina, che avrà come bacino, anche come location, l'Usenzo, e quindi farà da cornice allo spettacolo pirotecnico del 14 di agosto, perché si fa la sera della vigilia di Ferragosto. Sì, eccola qua, mi era sfuggita. Se avete delle domande potete